Venezia si prepara alla giornata d'esordio del contributo d'accesso. Nel piazzale della stazione si stanno allestendo pannelli informativi e una biglietteria per accogliere e indirizzare i visitatori. La visita del Pontefice domenica a Venezia, che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Non solo in laguna si potrà seguire Papa Francesco, anche a Mestre sarà predisposto un maxi schermo. Tragedia questa mattina a Caorle, a perdere la vita un uomo di 77 anni che stava passeggiando sugli scogli quando è scivolato sbattendo la testa. Decine di migliaia di vestiti e souvenir, ma anche chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati a Mestre durante gli ultimi controlli della Guardia di Finanza di Venezia. L'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, ha sporto denuncia contro l'ex compagna Marta Bisello, ipotizzando il reato di riciclaggio di denaro proveniente da associazione di stampo mafioso. Nella giornata della terra, diffusi i dati di Legambiente sulla qualità dell'aria nelle città italiane. In Veneto 4 delle 8 città più inquinate, tra cui Venezia. 1600 kg totali tra materiali in ferro, una lavatrice, un forno da cucina e molto altro è quanto recuperato domenica dai gondolieri sub nei canali di Murano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna alle 21 puntuale con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Il tema è di estrema attualità, autovelox non omologati, spegnerli tutti, ne sta parlando tutta Italia. C'è una pronuncia della Corte di Cassazione, il casus belli è trevigiano. Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'altro fronte caldissimo di questi giorni è quello del contributo d'accesso, perché a Venezia è conto alla rovescia. Eccolo il primo segnale tangibile dell'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Queste strutture ancora spoglie, apparse sotto la pioggia battente sul piazzale di fronte alla stazione Santa Lucia, saranno presto riempite di tutte le indicazioni necessarie a turisti, residenti in città o in regione e visitatori pendolari, tante categorie per le quali sono previsti regimi differenti. Ma soprattutto di fronte alla statua della Madonna si sta montando una struttura più grande dove eventualmente raccogliere informazioni più dettagliate e acquisire il documento d'accesso o la sua esenzione. Il provvedimento, c'è da dire, divide dalla sua nascita e continuerà a farlo. Già nei giorni scorsi favorevoli e contrari si erano ancora una volta scontrati a distanza in attesa della data fatidica del 25 aprile. Il contributo d'accesso, sostiene Cafarsetti, è il primo provvedimento dopo decenni di immobilismo. Basta lamentele, basta solo convegni, basta solo striscioni e poi non far nulla. Per troppi decenni Venezia ha rinviato i problemi alla generazione successiva. Purtroppo poi, come sempre accade a Venezia, alcuni gruppetti che sono quelli che erano contro il Mose prima, poi contro le navi, poi contro la TAV, adesso sono contro anche il contributo d'accesso, faranno il loro siparietto in piazzale Roma. Tra coloro che manifesteranno c'è il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, che del contributo d'accesso dà tutt'altra lettura. Il contributo d'accesso è sostanzialmente un provvedimento mediatico, praticamente è un far vedere che si fa qualcosa per il turismo senza far niente, tant'è vero che avremo un sovraccarico di turisti perché nessuno si penserà di non venire a Venezia per pagare 5 euro. 5 euro è proprio lo svilire questa città, il far diventare una città museo, ma addirittura un museo a pochi skei. Venezia che è in attesa della visita del Pontefice, domenica non solo Venezia, non solo la laguna ma anche la terraferma. Anche Mestre si sta preparando alla visita del Pontefice. Qui nel centro di solidarietà cristiana dedicato a Papa Francesco, voluto da Don Armando Trevisiol, sarà allestito un maxi schermo per permettere a chi ha difficoltà di spostamento di assistere alla messa di domenica 28 aprile. Una decisione presa dall'associazione Il Prossimo, che gestisce il centro e che allestirà il maxi schermo nel settore dedicato all'abbigliamento. Noi fino al venerdì sera alle 18, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, faremo il nostro servizio normale. Abbiamo scelto chiaramente di farlo qua nel reparto vestiario, che sono 1000 metri quadrati, dove era il più semplice da spostare e il più semplice da attrezzare. E dunque quale posto migliore di farlo qui,
al coperto, faremo uno spazio chiaramente dedicato alle prime file per chi avrà degli handicap e per il resto metteremo tantissime sedie, tantissime poltrone che abbiamo anche nel reparto mobilio e saremo qua a disposizione per tutti quelli che vorranno visitarci. Le porte del centro solidale saranno aperte circa un'ora prima per consentire agli ospiti di arrivare, accomodarsi e prendere posto. Abbiamo pensato a chi non poteva andare e soprattutto anche ai nostri volontari, ai nostri dipendenti, ai nostri residenti dei centri, di dire ci mettiamo finalmente una volta in tranquillità e seguiamo questa messa che il nostro Santo Padre ci ha dedicato a Venezia. Peccato che sta solo 3 ore, però ci sediamo, l'ascoltiamo. L'associazione e i volontari hanno un grande desiderio per quel giorno speciale. Sappiamo che sono 3 ore molto intense, però sappiamo anche che ritorna in elicottero e ho detto magari non si sa mai, allungando solo di 1 minuto la visita sul nostro centro, una benedizione dall'altro, ci servirebbe, perché è 3 anni che siamo aperti, noi l'abbiamo dedicato a lui, Don Armando ci teneva molto al fatto che ci siano questi 2 uomini che ci rappresentano molto e dunque è un sogno, ma se non si realizzerà noi non abbiamo problemi, andremo a trovarlo a Roma. Una giornata che si preannuncia emozionante, davvero intensa e che Antenna 3 trasmetterà in diretta. A partire dalle 7 del mattino seguiremo passo passo la visita del Pontefice, una visita straordinaria, storica, dal carcere della Giudecca, l'incontro con i giovani della salute, fino alla Santa Messa in piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre qui in diretta su Antenna 3 con numerosi collegamenti per tutto il giorno. A partire dalle 7 del mattino non potete mancare. E adesso la cronaca che ci porta nella costa veneziana, a Porto Santa Margherita, in comune di Caorle, per una tragedia che si è registrata questa mattina. A perdere la vita un uomo di 77 anni, Luciano D'Este, residente a Mogliano Veneto. L'allarme è stato lanciato da un passante che si è accorto del corpo in acqua facendo scattare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il suo M118 con un'ambulanza da Portogruaro. L'uomo si trovava nella frazione Caorlotta per una passeggiata mattutina, ma qualcosa purtroppo è andato storto. Immediati i soccorsi, ma appunto per l'uomo non c'era più nulla da fare. Parliamo appunto di un 77enne residente a Mogliano Veneto, molto conosciuto, ma ci ritorneremo anche nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Adesso vi raccontiamo di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia che si è concentrata in particolar modo nella zona calda di Via Piave. Sia come centro storico sia come terraferma è una località che attrae flussi turistici di una certa portata. I servizi svolti negli ultimi giorni partono da quella che è stata una intensificazione più ampia disposta dal Comando Provinciale di Venezia. Sequestro di decine di migliaia di souvenir e vestiti o di decine di chili di alimentari non a norma da un lato, lavoratori in nero, irregolarità delle strutture ricettive extraalberghiere dall'altro. È frutto di un'attività di controllo trasversale il bilancio dell'ultima tornata di controlli della Guardia di Finanza, sia a Venezia che principalmente a Mestre, in cui spicca il sequestro di 17.350 articoli privi delle indicazioni di legge a tutela dei consumatori, in 14 negozi, 9 in centro storico e 5 nell'area di Via Piave. I prodotti sequestrati sono vari dal punto di vista della categoria merceologica. Parliamo sia di souvenir sia di accessori per la persona in genere, comunque di prodotti che possono essere classificati come di uso quotidiano per la persona. In quartiere Piave sono stati sequestrati anche più di 63 kg di alimenti preparati per cottura, cibi e bevande prevalentemente etniche, privi di specifiche informazioni sugli allergeni, che hanno portato alla richiesta di applicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di sanzioni amministrative per 16.000 euro. Di particolare interesse oltretutto è stato un controllo eseguito nei confronti di un soggetto extracomunitario che è risultato gestire 3 locazioni turistiche e dichiarava redditi non congrui rispetto a queste locazioni, motivo per il quale sono stati avviati degli approfondimenti di carattere fiscale. Nel corso dei controlli sono stati individuati anche 3 lavoratori completamente in nero, 2 in zona Piave e 1 in centro storico, ed è stato contestato il mancato rilascio dello scontrino della ricevuta fiscale a 15 esercizi commerciali, 9 a Mestre e 6 a Venezia.
Sempre per la cronaca, raid punitivo contro i titolari di un bar in via Trieste a Chirignago. Un gruppo di persone apparentemente di etnia Sinti è arrivato verso mezzogiorno iniziando a bere per ore e quando verso le 20 la titolare ha chiesto di saldare il conto di circa 300 euro, in due si sono rifiutati diventando aggressivi. Il risultato è stato un pugno a lei dietro al collo e uno al marito al mento. A quel punto è intervenuto qualcuno per aiutarli. Due sono fuggiti ma sono tornati poco dopo in 6 e con sbarre di ferro hanno cominciato a scatenare l'inferno dentro e poi fuori dal locale. Solamente le sirene di polizia e carabinieri hanno messo in fuga il gruppo di violenti che pare si sia spostato dalla centrale via Trieste alla più nascosta via del Parroco prima di sparire definitivamente. Quindi un fatto molto molto grave sul quale ritorneremo sicuramente nelle prossime edizioni. Andiamo adesso in autostrada per un vero e proprio allarme, fortunatamente rientrato. Voleva ricongiungersi col gruppo di amici che si erano fermati per una sosta e ha pensato bene di tornare indietro percorrendo circa 100 metri in contromano lungo la corsia d'emergenza dell'autostrada fra Porto Gruaro e La Tisana in sella alla sua Vespa. Il motociclista si stava dirigendo a Palmanova quando ha pensato di invertire la rotta, senza calcolare però che sarebbe scattato il protocollo d'emergenza di Autostrade Alto Adriatico, che poco dopo ha chiuso per sicurezza il casello di Porto Gruaro. I dispositivi di sicurezza tarati per la prevenzione degli incidenti lungo il tratto gestito dalla società ha infatti intercettato subito la presenza del vespista e ancor prima di far partire il personale per l'assistenza e i controlli in via precauzionale ha interdetto ai mezzi il casello di missione lungo la stessa direttrice di marcia in direzione Friuli Venezia Giulia. L'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, ha sporto denuncia ai carabinieri di Brescia contro l'ex compagna Marta Bisello, con cui i rapporti sono tesi da anni, ipotizzando il reato di riciclaggio di denaro proveniente da associazioni di stampo mafioso. Secondo l'accusa di Maniero, la donna avrebbe acquistato, intestandosela, un'auto per 40.000 euro, facendola figurare come un regalo per l'ex boss della Mala. Il denaro, secondo quanto riferito da Faccia d'Angelo ai carabinieri, proveniva da una riserva di 200.000 euro nascosti nel doppio fondo di un mobile, frutto di delitti di mafia e quindi corpo di reato. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di ambiente, parliamo di qualità dell'aria. C'è un nuovo report di Legambiente, il Veneto è maglia nera e Venezia è nella top 10 delle città più inquinate. La situazione è grave anche se andiamo a guardare le centraline non delle città capoluogo, che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle ed hanno dati preoccupanti, anche le centraline così definite rurali da ARPAV, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente in occasione della giornata della terra. La metà di queste 8 città sono venete. La prima è proprio Verona, con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'ottava posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno. Non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, ecco, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio, che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano, e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo dal traffico urbano, che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche, piuttosto che il trasporto locale, che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo.
purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantar vittoria, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari che ovviamente gravano sulla nostra salute, sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni, ovviamente ai territori, sono costantemente in aumento per tutti i danni correlati all'esposizione agli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale: respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa, servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. La libertà delle donne al centro di un convegno a Mestre. Le donne devono autodeterminarsi, devono essere appunto libere di poter scegliere di che cosa fare nella propria vita. Relazioni, desideri, ostacoli, pericoli e un'analisi a 360 gradi dell'universo femminile, quella approfondita nell'incontro promosso dal Comitato Progetto Comune al Centro Candiani di Mestre, con un titolo, La libertà delle donne, che però rimane ancora una proposizione non completamente realizzata. Le donne vorrebbero essere libere di poter scegliere e di poter amministrare e gestire la propria vita. Non sempre possono, per motivi della loro personalità, ma soprattutto per motivi esterni, quindi indotti. E quindi ancora non si può dire che le donne siano libere. Al Candiani si susseguono da un lato storie di donne pienamente e serenamente realizzate, dall'altro le difficoltà, i pregiudizi e anche la violenza con cui altre donne devono drammaticamente confrontarsi. Il contrasto alla violenza di genere può essere realizzato e deve essere realizzato soprattutto nella sfera di prevenzione, e quindi con un'attività volta a contrastare i limiti culturali che la violenza di genere porta dietro, a fare appunto progetti culturali e poi a creare strumenti che sono strumenti preventivi, come ad esempio lo strumento dell'ammonimento, che tanta efficacia ha dimostrato nel tempo. C'è poi un'altra violenza che si consuma nei posti di lavoro, nelle discriminazioni che subiscono le donne anche in busta paga. Rispetto all'uomo la mansione è la stessa, ma lo stipendio è più basso. Dobbiamo fortemente lavorare su questi processi con una consapevolezza delle nostre aziende, anche con una consapevolezza femminile, ovviamente di scavare con maggiore attenzione il proprio sistema contrattuale e andare anche a dialogare con l'azienda in modo che questa parità di genere sia effettiva. Ritorniamo in laguna, ultima attività di recupero dei rifiuti nei canali di Venezia da parte dei gondolieri SUB. I volontari si sono immersi ieri per la prima volta a Murano, li vedete, facendo registrare il record assoluto di raccolta rifiuti dai fondali. 1600 kg totali tra vario materiale in ferro, una lavatrice, un forno da cucina, 18 metri di tubi e tanto altro, anche un monopattino. Un'importante novità di giornata, la collaborazione con la Guardia di Finanza, che per la prima volta ha partecipato a questo tipo di operazione. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di flussi perturbati abbinato a correnti di aria fredda che manterranno il clima fresco rispetto alle medie stagionali, oltre che un tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 23 aprile evidenzia una spiccata variabilità. Il cielo sarà nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse che poi tenderanno a divenire sparse in diradamento ed esaurimento dalla sera. Temperature stazionarie minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà possibile qualche schiarita, a seguire precipitazioni intermittenti e sparse. Soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste, quota neve intorno ai 600-800 metri. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà nuvoloso con piogge diffuse e con qualche sprazzo di sole in serata. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.